Partenza per un nuovo viaggio a della diga del Vajont. Buttiamo via la moto. Buon lavoro, buona giornata. Pulizia. Siamo arrivati alla diga del Vajont. Questa è tutta quella che poi è granata. E lo spostamento d'aria le ha aperto la casa in due. Eccoci qua, in preparazione per... Ah, sei il lago de Barcis. Sì. Direzione Piancavallo. Fa come taglia la curva. Ah, piano, è la base nato. Costa e freni. Ciao! Amici follower, Ma soprattutto amici, bravissimo. Siamo in partenza per un nuovo viaggio a... Andiamo a vedere finalmente la diga del Vajont. Oh, hanno chiamato 30 gradi, quindi non dovrebbe piovere, dovrebbe fare brutto. Mi raccomando una cosa importante, Iscrivetevi al canale. perché vediamo sempre che vedete i video ma non Sono- vi iscrivete. sì, esatto. Cliccate, vi iscrivete e siamo a posto. Partiamo, andiamo a bere anche il caffettino. Esatto, solita Ci sosta. vediamo dopo. Ciao! Pronti a fare benzina. Scesi, adesso prendiamo quella cosa di plastica là che ci sono i numeretti. Sì, quella cartina. Sì, che dà i soldini sempre. Sì. Non so, la gente va anche a lavorare, ma se che la carta dà i soldini sempre, cosa serve andare a lavorare, no? Allora, inserire la carta. Primo tentativo. Primo tentativo fallito. Operazione eseguita. Ma ho da fare pochissimo perché l'ho fatta ieri. Socio, no. Adesso vediamo quanta benzina. Era vuota la moto, eh. 21,52 €. Ah, mi devo fare pochissimo. Questa non è Ibiza. Forse riesco a fare 8 euro. Azzeriamo il contachilometri. A zero il chilometro. C'ho un problema, mi si è rotto. Italo disco. C'è qualcosa che non mi va sul cavalletto. No, si è rotta la molla. Adesso guardo. Ah no, si è sganciata la molla, si è sganciata. La molla si è sganciata. Buttiamo via la moto tutta. Lo sento subito, si fa il tank. Eccomi qua. Oggi prendiamo l'autostrada, recuperiamo in pratica un'ora. Allora, tu prendi questa, io prendo l'altra. Te lo metto in tasca. Pronto? Autogrill. Caffettino, 40 all'ora, entrata. Prego, socio. Si accomodi. C'è nessuno. Buongiorno, gentile donzella. 2 caffè. Arabica o normali? Poi con arabica, c'è con 3,40. caffè olè. Arabico. Senti l'arabo che c'è in te. Comincia a parlare arabo. Controllata pressione delle gomme, pronti. Attento che arriva la macchina però. Amore, dai amore. Evetto, amore, Evetto. Belluno, 27 km e mezzo. Oh, si cominciano a intravedere le montagne, vedi? Un po' di paesaggi montani. Ecco la luce. Lago di Santa Croce. Ecco qui, il lago. Oh, eccolo qua, il lago di Santa Croce. Bello anche questo, da venire a vedere. Sì. Occhio al golf senza luci. Uscita dell'autostrada. Ticket che abbiamo un'immagine qua in sovraimpressione. Alta stazione. Sempre sulla destra. Alt. C'è anche la manina dell'uomo che ritira i soldi. Vedi, lo metto? Sì, vedi? E noi andiamo lì. Vado dove lo metto. Vai, lo metto di là, io vado lo metto di qua. Buongiorno. Buongiorno. Sei un po' stropicciato. Ecco a lei. Grazie. Buona giornata. Paghiamo i debiti. Vuole i 30 centesimi anche? Ne ho 50, va bene lo stesso. Grazie. Buon lavoro, buona giornata. Ci siamo? Sì, ho pagato i debiti allo Stato, Autostrade Venete. Siamo a posto. Signorina gentile. Anch'io, ho trovato anch'io la signorina. Allora, abbiamo pagato 8,30 euro. Ci mancano 29 km ad arrivare. Quindi siamo arrivati praticamente. Ci dà come tempo 49 minuti. Mi sembrano tantini, Allora non vorrei che avessi messo bicicletta. Adesso giriamo di qua perché non penso che andiamo a Cortina. Era meglio se andavamo dritti, Perché? E mi sa che era dritto, no? No, mi dà qua la strada. No, impossibile. Non è che ho sbagliato io? Se hai sbagliato, ma alla grande. Ti longarone. E controlliamo. E questa è questa. Vai. Faccio fare io di quelle belle strade. Sai che io sono il tuo navigatore. Strada alternativa. Che bello qui. Castellino. Moto Guzzi. Ponte nelle Alpi. Guarda che bella questa chiesettina. C'è un po' di coda. Sti freni che fischiano. I freni che fischiano. Dico, ma ste macchine in coda, no? Lasciate
passare noi poveri mortali in moto che abbiamo 70 gradi Celsius sulle palle, voi siete con l'aria condizionata tranquilli. Tanto in coda rimanete. Bravo, tanto non è che perché non passiamo noi e passa lui e passa a me, no. Addirittura taglia, cosa tagli tu? Questo addirittura con la ruota sopra la riga bianca. Adesso tu fammi la faccia da stupefatto. Cavolo. Mi vede sorpassare alla destra, vedi come fa lui. E se ci fai passare lungo la strada sei un amico in più. Ah, la. Carissimi, comunque ho notato, c'è stato negli ultimi anni, anche adesso, un grande sviluppo dei viaggiatori in moto dai 40 in su. Sì, tutti vecchi. Praticamente hanno fatto i soldi. Sì, hanno fatto il grano e si sono presi le moto. E adesso possono andare in giro. Guarda, altri che fanno la penitenza. Sì. Comincia il freddino, il freschetto. Sì. Ho sentito deve aver usare le borse. Ho sentito un fischio da parte tua, no? È il mio freno. Dovessimo fare un film. Io, tu e il freno. Io freno. Pulizia. Qua arriva una rettilinea che arrivano tutti spalati. Esatto. Abbiamo fatto cenno. Le macchine fa che cenno decorare. Oh, c'è il semaforo. Tanto saluta gli amici che ci seguono. Ciao. Comunque freddino, amici, freddino. Fatta sta galleria qua siamo arrivati. Sì. Dobbiamo parcheggiare le moto. Guarda. Vediamo dove. Dobbiamo sentire per i biglietti. Adesso c'è il casottino delle informazioni. Vedi? Erto Casso. Pensa, il fango è arrivato dove c'è quel segno bianco qua, ha immerso tutto. Ecco la diga. Esatto. La diga che ha resistito benissimo, Ecco qui. Qua siamo arrivati, possiamo metterci anche qua se vuoi. Sentiamo un attimo le informazioni. Vuoi andare a sentire? Sì. Ok. Sì. Poi con un biglietto do anche devoluzioni, con questo entra €1 al posto di 3, al nostro centro visita Erto abbiamo la mostra fotografica sul disastro. Ok. Parcheggio, qua su lati c'è la colonnina, poi io vedo lo storcine. Siamo arrivati alla diga del Vaillant, andiamo dentro, vediamo se ci fanno riprendere, ascoltiamo un po' di storia della guida e a pensare quello che è successo dà un po' di brividi, è una storia abbastanza triste. Allora adesso iniziamo con il gruppo delle donne. È stata di 10 volte superiore e la diga è resistita. Adesso pian piano ci abbiamo verso il coronamento. Ecco, qui passando, date un'occhiata, qui ci sono una serie di dighe che vi ho detto prima. Questo qua è all'interno della diga di Soverde, ci sono le quattro turbine che producono energia elettrica, che era la più grossa d'Europa. Qua invece c'è la diga già ultimata, già abbastanza piena, e qua c'era quel famoso altopiano che vi dicevo. Questa è tutta quella che poi è granata dentro. La specie si rende conto di cosa vuol dire a doppio arco, e per rendermi conto della vera altezza della diga bisogna andare lì sopra. Questa qua è l'altezza originale. C'erano 16 sfioratori, sopra c'era la strada, lì l'hanno portata via. E laggiù in fondo invece ha scalfito anche la diga. Il calcestruzzo. Sì, praticamente divelto anche un pezzo di diga. Pensate che allora era la diga più alta del mondo, adesso vi accorgerete il perché. Adesso è ancora l'ottava come diga in totale e la sesta fatta a doppio arco come altezza del mondo. Quello che vi dicevo del Vaillant, che vedrete la cascata qui sulla destra. Ecco la cascata. Cioè guarda l'altezza della diga, arrivava fino a qua. C'è chi pensa che sia cemento armato, in realtà non è cemento armato, è solo calcestruzzo. Mia moglie, che abitava allora, bambina come me, 9 anni, lei con la sua famiglia si è salvata e lo spostamento d'aria le ha aperto la casa in due. Salutiamo che andiamo via, scusi. Grazie a voi. Grazie per le emozioni anche. Salve. È emozionante, no? Sì.
il secondo sito più visitato del Friuli, senz'altro a vedere, è consigliato con la guida che ti porta anche sopra la diga, ti racconta, e sono cose che toccano, dai, alla fine. E adesso Andiamo al ristorante a mangiare. Siamo arrivati al ristorante Cervo Bianco. Certo, buonissimo. Venite, seguiteci. Manda molto bene, socio. Moto parcheggiate. Abbiamo finito di mangiare alla trattoria al Cervo Bianco a Erto. Allora, abbiamo mangiato un antipastino misto di formaggio e affettati. Poi abbiamo preso due salsiccia con polenta, salsiccia casereccia anche quella, e io dei funghi appena raccolti, cioè raccolti e mangiati, cotto e mangiato, raccolti e mangiati. E acqua, un caffettino, pagato un 45 euro. In due, niente veramente. Se passate per Longarone, Erto e Casso, venite qua a mangiare. Proseguiamo. Ciao. Ciao! Eccoci qua, in preparazione per... Tu sei detto dove? Non so dove. Non so, mi piace, di là. Ti piace? Ciao. Direzione Piancavallo. Ah, le mucche. Hai visto, socio, che spettacolo di strade che ha il Friuli? Sì, molto belle. Un tornante super mega asfaltato. Qua c'è il passo, Osvaldo. Infatti mi hanno detto che è una bella strada questa qui. Molto bella, molto bella. Ah, che bello. Sembra Infatti, di essere... in una pista. Sì, Che bei paesaggi, ma che bella strada. Bellissima. meravigliosa, piana sulla vallata. C'è uno scooter e una moto. Stanno arrivando. Guarda che roba, vara. Guarda. Ho passato il ragazzo con lo scooter cantandogli: corri ragazzo laggiù, lo scooter non ti va più, adesso spostati in mezzo alla strada che non passi più, spostati. Un altro ponte tibetano. Oh, guarda che acqua. È bello. Meraviglioso. Loro vogliono l'acqua fresca, vengono qua e si rinfrescano, vedi? Sì, sì. Guarda, è un angolo di paradiso. Dai, comincia a essere alta qua, Ah, socio, c'è il lago de Barcis. Guarda che spettacolo. E che alta. Eh sì, guarda che mi spiaggico sul muro per riguardare la strada, che è bellissimo sull'angolo. Ah, se c'è un benzinaio, dimmi che faccio benzina prima che rimango a piedi. Sosta benzina, compra 2. Ok, andiamo. Meraviglioso. Devo riprendere, sì, 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 sì. Anche qui si abbassano un po' le temperature. Bella, poco traffico. Guarda che strada, che tornantini. Oh, socio, domanda. Ma adesso stiamo tornando a Chioggia Sì. e si chiamano tornantini. Se eravamo di andata si chiamavano andatini? Sì. Ah, che andatini! Questo è il solito penitente. Sì, bellissima. In mezzo così ai boschi, Oh, c'ho l'orso. E se gli orsi chi? Buca al centro. Presa. Anch'io. Mai fatto una lezione con la Greta? Ma la faremo, vero socio? Certo. Favolosa. Qua ci voleva la telecamera sulla moto. Quando avremo milioni Di visualizzazioni e miliardi di follower, e li avremo. Siamo arrivati già a 310, attenzione. Trilioni, 310 triliardi. Bello. Adesso qua andiamo a finire a Piancavallo. Qua viene a sciare. Guarda che panorama adesso, guarda. Adesso scendiamo giù dall'altra parte. Ah, che bello. Adesso qui siamo sull'altro versante. Guarda. Peccato va la foschia perché vedevi il mare. Bello. Socio, ma quella lì giù non è la Aviano? Sì. Aviano è la base NATO. Fantastico. 12° tornante. Fa come taglia la curva. Ti sto riprendendo da vicino, che pieghi. Che piego, va. Guarda come pieghi. Puntera. Piegato troppo. Mamma mia, che bello però. Ah, che bello. Guarda che scurciu. Ah, che bravi. Voilà.
C'è un po' di, boh, non so, sul freno davanti mi fa un qualcosa di strano, mi sta più frenando, ho come avessi perso tutto l'olio, qualcosa c'ha, sai? Sento io, sì, ho qualcosa, qualche pare un po' di me, come avessi una perdita da qualche parte, dopo sentiremo. Boh, eravamo lì in alto, Lì in alto? dove ci sono quelle antenne. Dove c'erano quelle antenne? Esatto. Qualcosa di fresco, sì. Un baretto? Una Coca-Cola col ghiaccio. Ho una voglia di una granatina. Socio, qua deve essere stato il maltempone con la grandine grande. Guarda la casa segnata, l'intonaco, tutto l'intonaco via della casa. C'era un baretto qua. Vuoi che giriamo? Vediamo, sì. Stiamo all'ombra? Sì, lasciamo la moto all'ombra, c'è anche la gelateria. S'ostina per bere qualcosa di fresco perché in montagna si stava bene, ma qua è un caldo, un bestiale. C'è una gelateria. Mi sono rinfrescato con una granatina al limone. Pensate che si è tanto rinfrescato che a un certo punto il cervello gli si è ghiacciato. Che ti arriva quella fitta al cervello. Ecco, il mio socio lo stavo perdendo, quindi non avevo più nessuno che mi montasse i video, ho dovuto sprecare che non succedesse nulla e non è successo nulla. Io mi sono preso una Coca Zero con ghiaccio e limone, sinceramente ragazzi ci voleva. Adesso ci dirigiamo verso casa. Un'oretta e mezza di strada abbiamo, è rimasta secco. Andiamo ovviamente dove c'è l'ombra. Addio. Io faccio la benza. Io controllo un attimo il cavalletto. Hai mollato la molla? Si è mollata un po' questa molla qua. Metti la molla, bidibibodibibum. Che numero è di pompa, socio? La sua pompa è la numero 2. La pompa è la numero 2? Sì, 1899, attenzione. Aspetta che azzeriamo il conta. Andiamo, benzina fatta. Fatto di fuori 6 lati, giri là, io vengo di qua. Eccoci qua. Il ruscello di Roncade. Guarda, è il Dian 2 cavalli. Uscita Chioggia, Ravenna. Tra poco siamo a casa. Guarda ciò. Sì, deve anche fare l'uscita. Siamo in Romea. Andiamo piano a casa, vedrai, oh mio socio muto, perché non parli vissuto. Viene dei trattori, eccoli là, uno a destra, uno a sinistra, chissà, guarda che pela coa. E frena, costa e freni qua con la macchina che te metti a freni. Ciao! Ha fatto la chiusura veloce. A parte gli scherzi. A parte queste cose circoncise. Sì, perché intanto gli dico chiusura veloce. Sì, e io più veloce di così non riuscivo a farla. Abbiamo finito anche oggi. Il nostro tristemente. giretto. Abbiamo fatto un bel giro, veramente. Abbiamo fatto un sacco di chilometri. 450 km circa. E sempre in moto, però ne valse la pena sia per le strade, per i panorami. Poi abbiamo visto anche, ci hanno raccontato per bene con la guida turistica tutta la storia del Vajont. Sì. Si resta solo da dirvi l'ultima cosa, che è importante, Iscrivetevi al canale. Perché vediamo persone che guardano i video ma non si iscrivono. Quindi una cortesia, basta schiacciare, iscriviti, per noi è molto importante. Grazie. Ciao. Ciao ragazzi.